Pensiero del giorno, martedì 12 marzo. Servire nel presente. Che cosa significa farsi uno e fino a che punto farsi uno? Una persona ci ha chiesto: fino a che punto devo farmi uno con ogni prossimo per amarlo, per servirlo, per raggiungere prima o poi l'unità? Mi sembra che la risposta ce la dia Gesù stesso. Egli si è fatto uno con noi, facendosi uomo. Poi ha sperimentato la nostra stanchezza, la nostra sofferenza, persino la morte. Ha sperimentato tutta la nostra condizione umana, tranne il peccato. Anche noi dobbiamo farci uno con chiunque incontriamo nel momento presente della vita. Dobbiamo vivere le loro preoccupazioni, i loro dolori, le loro gioie. In questo modo e solo in questo modo cristiano di amare sarà benedetto e fecondo. Testo di Chiara Lubick.